qual è adesso l'emergenza e soprattutto che cosa può fare la Regione? Beh, l'emergenza assolutamente è ricostruire questo patrimonio immenso architettonico e culturale che è andato perduto. Danni per circa 17 milioni di euro alle nostre ville venete, un patrimonio non solo del Veneto ma direi di tutta l'umanità. Bisogna cominciare a lavorare subito per mettere nelle condizioni i proprietari di poter ricostruire. Che cosa può fare la Regione? Noi abbiamo già un fondo per quanto riguarda le manutenzioni e le ristrutturazioni delle ville venete, faremo il possibile concordemente con la Giunta e col Presidente Zaia per trovare delle soluzioni per poter dare delle risposte ai proprietari, per poter far sì che la ricostruzione delle ville sia il simbolo della ricostruzione del Veneto dopo questa tragedia dovuta da questo tornado. Il circuito delle ville della Riviera del Brenta è anche un marchio turistico per la regione del Veneto. Temete che ci sia qualcuno che non arrivi più perché teme che le ville siano danneggiate? Guardi, la sensibilità che è stata manifestata da più parti, da parte di tutto il Paese e anche dall'estero nei confronti di questa situazione mi lascia sperare che non saremo lasciati soli nel poter affrontare questa emergenza. Siamo sicuri che potremo dare la nostra offerta culturale, architettonica e artistica migliore rispetto al passato dopo aver fatto gli interventi che servono. Assessore Zaia ha detto che Villa Fini sarà ricostruita da capo. È possibile? È veramente un impegno molto grande. È una sfida importante che il Presidente si è preso personalmente e che noi insieme a lui cercheremo di portare a compimento perché, ripeto, la rappresentazione della ricostruzione a seguito di questa immane catastrofe è data proprio da questo simbolo che è Villa Fini, che dovrà essere ricostruita e riportata ai suoi fasti.